Ha continuato ad accanirsi contro Marta anche quando sul luogo dell'aggressione si sono fermati 2 operai veneziani di passaggio a bordo di un furgone, il quindicenne arrestato per la brutale aggressione di via Marignana, dove era giunto in bicicletta. Il ragazzo è stato visto dunque colpire la 26enne. Ad allertare i carabinieri proprio i 2 passanti che nel frattempo hanno impedito che il minorenne si defilasse. È stato trattenuto grazie all'intervento di 2 passanti che, notando una bicicletta posta di traverso sulla carreggiata, hanno inizialmente ipotizzato un incidente. Poi hanno notato l'aggressore che inveiva fisicamente, che aggrediva la donna, e hanno cercato di trattenerlo sul posto fino all'arrivo dei militari che sono giunti lì immediatamente. Nel fossato sono finiti entrambi, la ragazza l'ha trascinato con sé, ha tentato di difendersi, tanto che anche il suo aggressore ha riportato delle ferite. Con sé Marta aveva a malapena lo smartphone e gli auricolari. La pista di un'aggressione a scopo di rapina viene approfondita, ma non spiegherebbe molti aspetti, a cominciare dall'efferatezza del gesto e dal numero dei fendenti. Sono stati circa 20 su più parti del colpo. L'ipotesi iniziale è quella di una rapina, però stiamo vagliando tutte le ipotesi, non tralasciamo nessuna ipotesi. I 2, ribadiscono i carabinieri, non risulta si conoscessero, ma cosa può aver scatenato tanta furia? Verrebbe da pensare a un interessamento del ragazzo per Marta, ma conferme al momento non ce ne sono. L'arma, un coltello da cucina, è stata recuperata nel fossato. Il quindicenne non ha precedenti, di fronte ai carabinieri non ha dato nessuna spiegazione. La procura dei minori di Venezia, titolare dell'inchiesta, gli contesta il tentato omicidio. Assistito dall'avvocato Matteo Scussat del Foro di Venezia, il ragazzo sarà sentito dal magistrato, al quale dovrà spiegare perché l'aggressione, perché tanta violenza, perché Marta.